Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Promette spettacolo all'Adriatico l'anticipo della nona giornata di Serie B-Win in campo Pescara e Cittadella. Gli abruzzesi vogliono avvicinarsi alle prime della classe. Per farlo Zeman si affida a Immobile, punta centrale, con Soddimo e Sansovini ai suoi fianchi. 4-3-3 anche per il Cittadella, ci sono Ma e Bellazzini a sostenere la prima punta di Carmine, arbitrale incontro Merchiori di Ferrara. Inquadrati due allenatori, Foscarini e Zeman, profeti del bel gioco. Attenzione, subito Cittadella in avanti con Vito Francesco, l'intervento di Brosco per l'arbitro, per il direttore di gara. È tutto regolare. Si deve attendere il 21esimo per la prima vera occasione. Questa conclusione di Ma respinge in corner Anania. Diventerà una sfida a due tra il portiere del Pescara e l'attaccante francese. Qui Anania respinge bene, una conclusione di Capitan Bellazzini. Poi Pescara, attenzione a Petterini sulla sinistra, il cross in area di rigore per Cascione, sbaglia tutto il centrocampista del Pescara. Sulla traiettoria c'era anche Immobile che poteva colpire. Sempre 0-0 all'Adriatico. Poi ancora Pescara, Petterini il suo sinistro, la respinta ancora con i piedi da parte del portiere del Cittadella. Poi sono i veneti a fare la partita. Attenzione, Robert Ma penetra in area di rigore, ma supera anche Anania, il suo tiro davanti alla porta, salva tutto Brosco proprio sulla linea, anzi era Balzano a salvare il risultato, Ma che poteva colpire con la potenza, ha scelto invece la precisione. Poi ancora Robert Ma davanti ad Anania, la parata del portiere del Pescara. Quanti errori davanti alla porta da parte della Cittadella, ma davvero un super Anania questo pomeriggio. Attenzione al tiro di Schiavon, Anania con i piedi, davvero partita da 8 in pagella per il portiere del Pescara. Bravo e attento anche Cordaz su questo colpo di testa di Cascione. Davvero un grande spettacolo Pescara-Cittadella. Ripresa, tiro cross di Cascione, deviazione da parte di Cordaz che deve però capitolare. 56esimo minuto, il pallone giunge all'attaccante del Pescara Sansovini che fulmina così il portiere della Cittadella ed esulta il capitano del Pescara davanti ai propri tifosi. Quarto gol in campionato, riesce a trovare il pertugio giusto ed è 1-0 per il Pescara, il gol di Capitan Sansovini. Poi Robert Ma davanti ad Anania, il suo tiro è centrale. Anania riesce a controllare il pallone, ma quanti errori da parte di Robert Ma. La disperazione di Foscarini. Si va nel finale con il cross di Cascione, il colpo di testa di Immobile che protesta per un presunto fallo di mano di un difensore della Cittadella. Pescara che va vicino al raddoppio, ma la partita finisce così, 1-0 per il Pescara e il Cittadella che deve recriminare per i tanti errori commessi davanti alla porta. Zeman va via contento, quinto successo di fila per il suo Pescara all'Adriatico.